significato di un vincolo politico. E qui si apre il discorso fra i paesi più progrediti e la nuova realtà di questo paese. La Somalia vuole sostanzialmente svolgere un ruolo di stimolo in senso anti-imperialista. Sul piano internazionale vuole seguire quel principio di neutralità positiva che secondo i somali dovrebbe tradursi in rapporti e contatti amichevoli estremamente critici di questi aiuti. Gli effetti dell'aiuto straniero sono stati in passato deludenti, se non addirittura negativi. La Somalia era vincolata strettamente a questi interventi stranieri, anche nel pagare gli stipendi dei funzionari statali. Adesso, affermano a Mogadiscio, con le nazionalizzazioni e con la moralizzazione dell'apparato burocratico si è in qualche modo raddrizzato il bilancio statale, anzi si è risparmiato a vantaggio di alcuni investimenti pubblici. Ma evidentemente non basta. La Somalia, ancora per lungo tempo, avrà bisogno di aiuti dall'estero. E i somali, secondo la nuova linea politica, sono disposti ad accettarne a patto che non abbiano per reimpostare i contatti